tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio. Oggi parliamo di Hristo Stoichkov, ma soprattutto della sua breve e infelice esperienza italiana al Parma. Adesso io vi dico che per i più giovani di voi che non conoscono benissimo di chi stiamo parlando, parliamo intanto del pallone d'oro del 1995, ma soprattutto parliamo di un fuoriclasse assoluto, di un giocatore che praticamente da solo aveva portato la Bulgaria al quarto posto alla semifinale dei mondiali del 1994, un trequartista, un po' un ibrido tra trequartista e attaccante, tutto mancino, che ha avuto sempre nel carattere il suo tallone d'Achille. Basti ricordare che lui praticamente si autodefiniva Dio, dicendo Dio è bulgaro, ed è una cosa che gli è stata rinfacciata quando le cose sono andate male, ma che in Bulgaria si sono ben guardati di dirgli quando la nazionale bulgara è arrivata praticamente dal niente, intanto ad eliminare la Francia da USA 94 e poi addirittura ad arrampicarsi fino alla semifinale con l'Italia e al quarto posto finale. Ma che cosa succede nell'estate del 1995? Che Stoichkov è un giocatore del Barcellona, ma il Barcellona sostanzialmente non lo sopporta più, proprio per il carattere, non ne può più delle sue bizze, non ne può più delle sue ribellioni, non ne può più delle sue liti con compagni nello spogliatoio e con avversari e arbitri in campo. Su Stoichkov si butta il Parma, che offre al Barcellona 12 miliardi e in pratica al giocatore il ruolo, oltre che ovviamente di calciatore, anche di ambasciatore della Parmalat nel mondo, ovviamente ben remunerato. C'è addirittura un inserimento dell'Inter quando già però l'accordo tra Parma e Barcellona e giocatore c'è, per cui il giocatore non se la sente di dire di no e accetta il Parma. Viene accolto veramente come l'idolo degli idoli a Parma. Parma è una città piccola, è una città che nel 1995 viene appena da 4-5 campionati di Serie A, dopo tanta Serie B, tanta Serie C. È sì una potenza ormai del calcio italiano, è sì una squadra che punta a vincere tutto in Italia e in Europa, ma è fondamentalmente una provincia del calcio italiano, per cui accogliere, ed è soprattutto una tifoseria che si sta abituando adesso a vedere, ad avere i grandi campioni, per cui arrivare a Stoichkov è veramente per il Parma qualcosa di impensabile. E il giocatore viene accolto davvero come una star. Tra l'altro ricordo che si presenta a Parma con una camicia abbastanza sgargiante, abbastanza floreale. Diciamo che gli anni 90 non sono stati proprio il picco per quanto riguarda la moda. Stoichkov ci metteva un po' del suo, mocassini senza calzini, delle cose veramente che preferisco non ricordare. Però l'avvio in campo è ottimo. Intanto Nevio Scala, allenatore del Parma, opta per un 4-3-3 che prevede Stoichkov come centravanti. Adesso si parla di finto centravanti, di centravanti di manovra, ma Stoichkov era un giocatore che poteva veramente fare tutto. Non gli piace tantissimo questa posizione, perché lui ama partire da dietro, ama partire dai lati per convergere, per dare davvero per sciorinare tutta la sua classe, il suo talento e la sua tecnica. Però si adegua, all'inizio è anche molto disciplinato, ma soprattutto fa gol alla prima giornata Atalanta-Parma ad agosto del 1995. Adesso vi faccio vedere. Punizione bellissima dal limite dell'area, sinistro vellutato, palla in gol. Poi la partita è vero finisce 1-1 perché l'Atalanta pareggia tra l'altro con Vieri nel finale. Adesso vi faccio vedere la punizione. Questa è Atalanta-Parma 1-1 e questo è il gol di Stoichkov, bellissimo. Insomma, sembra davvero che il
il Parma abbia fatto il colpaccio dell'anno, e sembra davvero che il Parma possa essere quello che all'epoca si chiamava l'anti-Milan. Ogni anno al Milan di Capello veniva affibbiata una sorta di antagonista virtuale per tutto l'anno. L'inizio è molto buono, segna anche in Coppa delle Coppe. Stoichkov segna anche alla Fiorentina. Adesso vi faccio vedere questo Parma-Fiorentina, che è molto interessante, anche perché il Guerri Sportivo gli dedica una bella intervista. È la quarta giornata, il 24 settembre. Vi faccio vedere intanto il tabellino di Parma-Fiorentina 3-0, in cui Stoichkov segna il primo gol al 35esimo del primo tempo. Tra l'altro me la ricordo molto bene questa partita, perché Stoichkov iniziò male con una sorta di simulazione e non venne ammonito, ma successivamente fece il gol dell'1-0, poi il Parma vinse 3-0. E qui c'è questa intervista di Stoichkov, che io in maniera molto intelligente ho tolto anche il segnalibro, però l'ho ritrovata. Dice che non c'è rivalità con Zola. Eccolo qui, non gli interessano i brutti voti sulle pagelle dei giornali. E un po', ecco, questa frase qui è un po' la testimonianza anche del carattere del giocatore, perché gli chiedono se parla italiano, lui dice non ancora molto bene, prende lezioni di italiano un po' quando si può. Ho ingaggiato un professore che mi insegna la vostra lingua, ma non chiedetemi quando parlerò bene l'italiano, forse la prossima volta che ci incontreremo, forse. Ecco, l'impressione non è del professionista che si impegna a voler anche imparare la lingua. E tenete presente che 30 anni fa, se venivi in Italia, dovevi parlare l'italiano, perché non c'erano così tanti stranieri e non c'era la lingua inglese, la lingua mondiale di tutti. Chi veniva in Italia imparava a parlare l'italiano, e Stoichkov non è esattamente il prototipo dello studente modello, lo fa capire anche da questa intervista. Oltretutto sembra abbastanza chiaro che lui sappia benissimo il talento di cui è dotato, e crede che basti questo per giustificare qualsiasi altro atteggiamento e quella pigrizia e quell'indolenza innata che ha sempre avuto, che tra l'altro si riscontra anche nel fisico, perché Stoichkov mostra sempre comunque una forma fisica non eccezionale. Lui nega, ride, scala, dice che lo vede in forma, in realtà tanto in forma non è. Questa è l'intervista di Stoichkov dopo quella partita con la Fiorentina, bellissima, forse una delle sue migliori prestazioni in Italia. Lui continua a dire che il ruolo del 4-3-3, il ruolo di centravanti nel 4-3-3 non lo fa impazzire, ma che tutto sommato le cose stanno andando bene, in fondo sta facendo gol, per cui mantiene diciamo così bassa la linea. Poi arriva la grande partita, che è Padova-Parma. Il Padova è ultimo in classifica e rimarrà ultimo in classifica per tutta la stagione, ma Stoichkov è la quinta giornata, quindi la settimana successiva, il 1° ottobre del 1995, segna una doppietta, va in gol al 15esimo e al 36esimo del primo tempo. Vi faccio vedere Parma in maglia gialla, stadio Euganeo di Padova. Questo è il 3-1 del Parma con doppietta di Stoichkov. Sono 4 gol in 5 partite, assolutamente una media ottima, e tutto quello che ci si aspettava da un fuoriclasse come il bulgaro. Il Parma sembra veramente in grado di lottare per lo scudetto, di lottare anche per la Coppa delle Coppe, che è l'altro grande obiettivo stagionale, oltre ovviamente alla Coppa Italia. Poi però qualcosa si rompe, qualcosa si spegne in Stoichkov e nel Parma, perché la squadra inizia ad andare peggio e le prestazioni del bulgaro iniziano a calare vertiginosamente. È la forma fisica che spesso lo tradisce. Viene sostituito puntualmente sia da Zola che da un rampante Filippo Inzaghi, tant'è che Scala inizia a seccarsi del fatto che
Stoichkov dopo anche semplicemente un tempo o un'ora di partita incominci a ciondolare per il campo con le mani a stare fermo con le mani sulle ginocchia, a boccheggiare, a non avere più tanta resistenza fisica, sono tante le sostituzioni, iniziano anche tante polemiche e tante lamentele, inizia a perdere anche il posto da titolare, non sempre viene schierato da titolare, però all'inizio anzi alla fine di gennaio, il 28 gennaio del 1996 a San Siro si gioca Inter-Parma, Stoichkov, maglia numero 8, c'è la numerazione fissa, quindi ha sempre la maglia numero 8, è schierato titolare, segna dopo pochi minuti, il Parma va in vantaggio, ma quella è davvero forse la fotografia più emblematica dell'unica stagione italiana di Hristo Stoichkov, perché segna un bel gol che porta avanti il Parma a Milano contro l'Inter, e poi però fa innervosire Scala tantissimo perché si ferma, non corre, non rincorre gli avversari, è stanchissimo, sembra veramente che abbia un'autonomia di pochi minuti. Non è per niente in forma, e lo si vede anche dalla maglia bianca del Parma, che di certo non aiuta così a sfinare il fisico del bulgaro. A quel punto Scala lo sostituisce, polemiche a non finire nel dopo partita, perché Stoichkov si dice stufo di essere sostituito in ogni partita come se lui fosse il fuoriclasse della squadra e gli altri più o meno dei rincalzi. Scala non gliene manda a dire, dice che a lui ha bisogno di giocatori integri dal punto di vista fisico, e praticamente quello è il suo ultimo acuto in Italia, perché a marzo, ormai ai ferri corti sia con Scala che probabilmente con gran parte dello spogliatoio, decide di comune accordo con il Parma di rescindere il contratto, quindi a marzo, a un paio di mesi dalla fine della stagione, Stoichkov fa le valigie e va via dal Parma. Tra l'altro va via dall'Italia in maniera molto polemica, ce l'ha con il calcio italiano che a suo dire non gli ha permesso di esprimersi come voleva, e ce l'ha anche con la città di Parma, che considera troppo piccola e non incline, diciamo così, alle sue esigenze. Questa l'esperienza di Stoichkov in Italia: 23 presenze, 5 gol in campionato più 2 in Coppa delle Coppe. Era partito bene, si è improvvisamente e incredibilmente perso, e Stoichkov ha avuto sempre nel carattere, nella sua supponenza caratteriale e nella sua indolenza fisica e tattica, il suo tallone d'Achille. Sarebbe potuto essere veramente il più grande giocatore d'Europa. In parte lo è stato, ma lo è stato a tratti e in troppi pochi momenti rispetto al suo talento e alla sua bravura. A Parma lo ricordano ancora oggi così, e noi abbiamo provato a ricordarlo in piccola parte. Mi raccomando, iscrivetevi al canale che tanto è gratis, lasciate like, commenti, seguiteci sui social, trovate tutto nella descrizione del canale e ci vediamo domani. Ciao.